Inaugurare una ciclopedonale come questa tra Rossano Veneto e Rosà è un'operazione molto più che amministrativa. In primo luogo perché un'opera del genere costa, in questo caso per circa 1 chilometro, 589.000 euro. Poi perché i comuni questi soldi li devono trovare soprattutto, e dove se no, andando a ottenerli da privati, diciamo con le buone o con le cattive, ma soprattutto convincendoli. Ne hanno tirati fuori veramente tanti perché a scomputo di oneri e monetizzazioni varie comunque ne hanno tirate fuori più del doppio. Innanzitutto trovare delle persone che amano il luogo dove vanno a vivere o dove vanno a far vivere i loro dipendenti. E poi convincerli del fatto che non abbelliscono solo un tratto di pista per il comune, ma rendono sicuramente più bella e più appetibile anche la loro zona di lavoro. Quindi coinvolgere la vera imprenditoria del territorio come i Peruzzo, accessori per biciclette con la loro futuribile nuova sede che sorpassa il concetto di capannone, o il re della grande distribuzione organizzata Francesco Canella. Il segreto quindi per coinvolgere gli imprenditori passa attraverso l'accostamento con le loro convinzioni sul territorio. A beneficio locale corrisponde una visione virtuosamente locale. Il successo credo della nostra è da essere locali, perché noi conosciamo Padova prende il latte che non è quello di Vicenza le cose, noi operiamo un massimo di un raggio da 100 km, in modo per conoscere la realtà delle persone, la realtà dei prodotti e la comodità di dare i servizi comodi, insomma, non andiamo oltre. Certamente una pista ciclabile ha senso se la si può pedalare bene e se la pista ciclabile funziona, altrimenti una pista ciclabile fatta male è solo uno spreco di soldi pubblici. È una cosa molto gradevole, secondo me, anche la soluzione della pavimentazione, quella che vedete più in fondo, fatta in Beton Camp, che mi dà sia la parte di vista estetica della strada, diciamo, di una volta, la capezzagna, tanto per capirsi, di una volta, con una totale dopo assenza di manutenzione in futuro. L'importante alla fine è che una ciclabile non sia fine a se stessa e che venga utilizzata e che quelle già esistenti poi abbiano regolare manutenzione, altrimenti i ciclisti non le useranno.